Si chiama Nel selvaggio mondo degli scrittori ed è una mostra che fotografa gli scrittori nel loro habitat naturale. Il fotografo romano Roberto Nistri ha chiesto a ciascuno di scegliere un'ambientazione il più possibile rivelatrice della propria personalità. E così vediamo Aldo Nove davanti a un locale a luci rosse, Antonio Pennacchi dal barbiere, Carlo Lucarelli dentro un'armeria. Tra i 99 ritratti esposti in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta ci sono anche 4 autori veneti: Vitaliano Trevisan, Roberto Ferrucci, Antonia Aslan e Massimo Carlotto. Ecco i retroscena dei loro scatti. Massimo è una persona che mi sta particolarmente simpatica, ma che mi ha fatto penare molto per queste foto, perché l'ho un po' rincorso sia quando lui è venuto a Roma che quando era qui in Veneto. Alla fine abbiamo fatto proprio un appuntamento dell'ultimo minuto, perché la mostra stava quasi per partire a Roma, e quindi gli ho scattato questa foto fra i portici di Padova, nella sua città, con la sua bicicletta. Credo che sia una foto che lo ritrae in un momento molto vero, insomma molto personale. La professoressa Arslan ha scritto dei libri meravigliosi che io ho già letto, quindi ci sono andato assolutamente preparato. Poi si tratta di una persona cordiale, gentile, abbiamo fatto le foto nel suo studio e ovviamente non poteva mancare un riferimento a quello che è il punto, diciamo, nodale della sua scrittura, ma anche della sua passione, della sua vita, che è l'Armenia. Quindi diciamo, in qualche modo ha voluto ricordare questa cosa che per lei è così importante. Roberto Ferrucci è un veneziano doc, abita proprio in una isola della laguna, e quindi con una giornata particolarmente bella abbiamo girato in vari posti della laguna, e alla fine mi è piaciuta questa foto perché come dire, in qualche modo è poco vera, cioè la pineta non si associa all'immagine di Venezia. In realtà, insomma, ci sono anche quelle, quindi mi piaceva un po' questo contrasto con lo sfondo che invece era tipicamente veneziano. Vitaliano è un appassionato di aree urbane abbandonate. In questo caso siamo vicino a Schio, una fabbrica di kaolino che ormai è chiusa da tantissimi anni, e quindi quello che lui sta leggendo è il brogliaccio con gli stipendi degli operai che fino a tanti anni fa comunque lavoravano in questa fabbrica, insomma. Quindi è un'immagine particolarmente, credo, intensa, perché comunque in qualche modo è riuscito a ricatturare lo spirito delle persone che lavoravano in questo posto. I volti degli scrittori rimarranno esposti in Villa Contarini a Piazzola fino al 30 novembre. La mostra è ad ingresso libero ed è aperta tutti i pomeriggi tranne il mercoledì.